Prima corsa allora dall'Arcoveggio, giornata vi ricordo riservata ai gentleman, 1 Falcon Baldone, 2 Fade Cletiz, 3 Fenice Matto, 4 Fulmine SM, 5 Fantastic Field, 6 Fennigai TC, 7 Fendigrad, 8 Fandango Sì. In partenza l'errore di Fenice Matto e così si lancia in avanti. Numero 2 Fade Cletiz Fantastic Field, anche squalificato. Fade Cletiz squalificato, quindi 2 dei più attesi subito a tabellone, e ne ha approfittato Fantastic Field per assumere l'iniziativa davanti a Falcon Baldone, mentre in corsie esterne c'è Fulmine SM che è seguito da Numero Fennigai che però 7 sbaglia. Fendigrad squalificato. Sono rimasti praticamente in 4 all'avanguardia. E il primo quarto Numero 6 Fennigai TC squalificato. di gara se ne va in 31,6 con Fantastic Field che conduce. In seconda posizione rimane Falcon Baldone, all'esterno fin dal via è Fulmine SM, mentre più indietro segue il gruppetto dei primi Fandango Sì. Fenice Matto insegue ma è squalificato, come anche pensiamo. No, Fendigrad forse non è squalificato. Ma... Intanto 1-2-6, il passaggio agli 800 con situazione tattica invariata, con i primi 4 sempre abbastanza vicini fra loro, perde qualche battuta soltanto Fandango Sì. Siamo ormai all'altezza del chilometro, coperto in 1-18-2, l'errore di Fulmine SM, restano praticamente in 3. Numero 4 Fulmine SM squalificato. E infine Indiana a questo punto sposta ma sbaglia anche Falcon Baldone, è davvero corsa a eliminazione. A 400 dall'arrivo sono in pochi ad essersi salvati. Falcon Baldone però non è in corso nei rigori della giuria, quindi si è rimesso in tempo utile e ora prova a spostarsi nuovamente, anticipato però da Fandango Sì, che a questo punto è l'avversario più insidioso. Sbaglia nuovamente Falcon Baldone, questa volta è squalificato. Numero 1 Falcon Baldone squalificato. Passa Fandango Sì ai 100 conclusivi e nel finale si avvantaggia per vincere largamente. Fandango Sì vince nei confronti di Fantastic Field, terzo posto che dovrebbe essere per Fendigrad, 1.19.3 ragguaglio conclusivo, 33.2 a chiudere, corsa praticamente da dimenticare, ma bella vittoria per Fandango Sì e Ilaria Vecchi. E anche il 7 comunque dovrebbe essere squalificato, quindi non sappiamo quanti siano realmente all'arrivo. Sicuramente l'8 di Fandango Sì e Ilaria Vecchi, che vediamo tagliare il traguardo vittoriosi, il 5 di Fantastic Field, e per il terzo probabilmente non c'è il terzo. Gli altri sono probabilmente tutti squalificati, ma ovviamente aspettiamo l'arrivo ufficiale della giuria. Intanto la vittoria per Fandango Sì, Ilaria Vecchi, in team Ballotta al training e anche alla proprietà.